Buona giornata, ben trovati, eccoci all'appuntamento, il nuovo appuntamento di Veneto Globe Sport per quanto riguarda il nostro canale, la nostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate il tutto, le nostre interviste, i nostri reportage, le nostre inchieste in modalità on demand. Ogni sera invece 19:40, poi in replica nella serata, nella tarda serata, su canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che si vede però anche in tutta l'Emilia Romagna e le Marche comprese. Bene, andiamo ad iniziare il nostro consueto appuntamento quotidiano con lo sport, le notizie. Si apre ancora purtroppo con l'episodio di cronaca nera romana, dove ad avere la peggio è stato il trevigiano, nato a Trieste però, quindi friulano, Manuel Bortuzzo. Hanno confessato due giovani in queste ore che sono già stati fermati e che hanno ammesso di aver fatto un tragico errore. Intanto fa scalpore, ma positivamente, anche la dichiarazione del giovane Bortuzzo che dal letto dell'ospedale fa forza alla mamma disperata. Serie A in campo ci ritorna questa sera con Lazio-Empoli, a seguire tutte le altre gare fino a domenica sera con la gara conclusiva della giornata tra Milan e Cagliari, una Serie A che inizia addirittura il giovedì. In Serie B, prossima giornata, l'8 febbraio con Salernitana-Benevento, questo l'inizio, mentre per le Venete sabato scenderà in campo il Cittadella di Venturato contro lo Spezia, poi la Cremonese ospiterà il Padova, domenica Verona in casa contro il Crotone e lunedì a chiudere la giornata Venezia contro Lecce. In Serie C di scena la Coppa Italia con gli ottavi di finale. Ieri Feralpi Salò Vicenza terminata 3-1 per il Lanerossi Vicenza, l'altro ieri, mentre ieri agli altre partite con il Gozzano che ha vinto contro l'Albino Leffe e quindi ai quarti di finale adesso il Lanerossi Vicenza affronterà il Gozzano, neopromossa tra l'altro. Andiamo in eccellenza dove ancora Treviso, sempre per quanto riguarda il calcio, eccellenza Girone B, 23esima giornata da giocare, con il Treviso che ancora è sempre più nella bufera, più completa, con la giunta questa volta del comune di Treviso che toglie il tenni alla società, perlomeno si dice fino a quando non verrà saldata la quota stabilita e pattuita per l'affitto. Si parla di 23.000 euro. Oggi sulla tribuna di Treviso, tra l'altro quotidiano della provincia, insieme al Gazzettino, si raccontano di alcune storie anche di giocatori allettati da un progetto che poi scoprono che il progetto non c'è e quindi si ritrovano addirittura fermi adesso e con non possibilità di svincolarsi o di passare ad altra società. Una società, questa trevigiana, che veramente ha deluso ancora una volta tutti quanti. Promozione, ieri vi dicevamo del salto della panchina del Lovis Spresiano dove se n'è andato Fornasier, al suo posto è arrivato Andrea Boscolo e questo per il calcio è un po' un quadro più o meno completo per quanto riguarda le serie e le categorie che seguiamo domenicalmente. Passiamo al basket, anche qui siamo su diversi campi, cominciamo dalla TV Basket Treviso che al Palaverde ha affrontato 100, terzultima del girone e con una prestazione definita dalla stampa locale spaziale ha vinto per 92-49. Domenica la TVB affronta fuori casa il Tezenis Verona in un caldo derby veneto. Intanto c'è da segnalare che l'amato coach Pillastrini sia a casa alla Reggiana. Eccolo in una intervista di repertorio con la nostra Valentina Dalmas. Pensate che la squadra, questa Reggiana, fu la squadra di coach Menetti che attualmente è il coach del Treviso Basket. Passiamo alla Serie A2 femminile, da quella maschile a quella femminile. Ponzano si rinforza e acquista l'atleta Alex Ciabattoni, un'ala di 183 cm, nata nel 94, è in possesso di doppio passaporto australiano ed italiano. Ciabattoni arriva in prestito dall'Umana Reyer Venezia, con cui ha firmato il suo primo contratto europeo proprio la scorsa estate. Un atleta
dal grande talento, specialmente offensiva, che diventa una freccia in più adesso nella faretra a disposizione di coach Filippo Campagnolo e di tutto il Ponzano Basket. La società biancoverde, tra l'altro, comunica il trasferimento dell'atleta Elisabetta Mario all'NPT Treviso, che è in Serie B. In bocca al lupo ad entrambe. La Ruker Sanve invece sabato sarà in trasferta a Bernareggio dopo le due grandi vittorie Cesena e Faenza. Adesso bisogna stare attenti a Bernareggio in trasferta, perché all'andata Bernareggio venne ed espugnò il Palasystem di San Vendemiano, e allora all'andata in casa ci fu la sconfitta. Adesso vediamo se la Ruker Sanve, sull'onda dell'entusiasmo e di buoni risultati di questo periodo, saprà vendicare quella sconfitta. Passiamo al volley. Ieri sera c'è stato il ritorno sul parquet del Palaverde dell'Imoco Volley Conegliano dopo la triste parentesi della Coppa Italia perduta ai danni di Novara, Igor Gorgonzola Novara, che ha battuto domenica a Verona appunto l'Imoco per 3-2. Una partita che aveva lasciato nei primi due set della gara di ieri sera molti strascichi, perché veramente le coneglianesi sembravano irriconoscibili in certi tratti, sempre in difficoltà contro una squadra che non ha mai mollato una palla, ha difeso all'inverosimile. E allora andiamo a sentire la disamina sempre obiettiva, sempre chiara di Daniele Santarelli ai nostri microfoni. Daniele, c'è più rammarico per questi primi due set o più gioia per averla portata a casa? Ovviamente sono contento, perché quando sei sotto 2-0 rischi di buttare all'aria tutto quello che di buono si è fatto fino adesso, avevamo fatto fino adesso, quindi felice per la vittoria. C'è il rammarico per i primi due set, perché la prima volta ci hanno preso la sprovvista e sapevamo come non avrebbero giocato la prima volta a casa loro. Questa volta lo sapevamo e non abbiamo avuto la lucidità e la pazienza di gestire delle situazioni complicate. Sappiamo che loro è una squadra tecnica che gioca bene a pallavolo, non buttando via quasi nulla, giocando tantissimo col muro, e invece noi spesso e volentieri cerchiamo la potenza e la forza per concludere un'azione, ma non abbiamo capito che non si gioca sempre con la potenza e la forza. La pallavolo è un gioco d'astuzia, quindi non fa punto chi la mette a terra più forte, fa punto chi la mette a terra, a prescindere dalla forza del colpo d'attacco. Però poi sono contento della reazione delle ragazze, queste ragazze si meritano molto di più di quello che è successo domenica e di quello che stava succedendo oggi, quindi sono strafelice per loro. Avrei voluto regalare una gioia domenica prima di tutto alla società e alle ragazze, ma ai tifosi, perché sono stati straordinari domenica. Peccato per come è andata, non l'ho mai detto, non sono solito scrivere sui social o qualcosa del genere, ma volevo ringraziare tantissimo tutti i tifosi per tutto quello che hanno fatto sabato e domenica. Per me è stato veramente un gesto d'affetto incredibile, la squadra l'ha sentito, l'ha percepito. Forse hanno sofferto tutti quanti quanto abbiamo sofferto noi, e mi piaceva regalare una gioia ai tifosi. Domenica non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato oggi in tutti i modi, lo sapevo che per noi sarebbe stato difficile, perché gli strascichi della Coppa Italia si fanno sentire, però sono contento poi di quello che abbiamo fatto. Spero di aver dato una piccola gioia ai tifosi insieme a tutta la squadra, perché questa squadra se lo merita, i tifosi se lo meritano e tutto il pubblico. È stato veramente incredibile. Esausto e molto stanco Daniele Santarelli. Pensate alle ragazze insomma, che hanno dovuto correre sul campo sia a Verona con quelle partite massacranti e ieri sera con questa partita che è stata molto molto difficile. Santarelli ha colto l'occasione per ringraziare i tifosi grandissimi, perché oltre 500 sono andati a Verona per seguire la Final Four. Anche Valentina Tirozzi ringrazia i tifosi al termine di questa nostra intervista che stiamo per trasmettere, però chiede anche di essere aiutata, lei e le sue compagne. Sentiamole. Fatica per portarla a casa. Molta fatica, questa è una squadra che ha veramente saputo metterci in difficoltà alla gara di andata tantissimo, ma anche oggi, perché è una squadra tecnica con giocatori piccolini, rognosi, che sanno mettere in difficoltà. A partire dall'allenatore sanno anche mettere nervosismo, quindi l'abbiamo patita molto lì, ci tenevamo invece stasera in qualche modo a riscattarci, e sono molto felice comunque della reazione della squadra dal terzo set in poi, insomma. Peccato per questi due set. Sicuramente peccato, però ripeto che
è stato difficile affrontare una squadra di questo tipo che invece in Italia fai fatica a trovare, non so come dire, hanno caratteristiche diverse, quindi prendiamo il buono e facciamo il meglio nelle prossime partite. Siete state brave perché a un certo punto le porte della Champions sembravano quasi socchiuse, poi le avete riaperte a suoni schiacciate anche di difesa. Sì, siamo in una posizione un po' critica sicuramente, ma noi vogliamo andare avanti, quindi abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo perché vogliamo lasciare assolutamente aperta la porta della Champions e difenderla in tutti i modi. Cercheremo anche di pensarci un po' meno magari durante la partita perché è una cosa che ti può anche limitare, però noi vogliamo andare avanti, faremo di tutto. No, proprio per chiedertelo, mentalmente Verona ha pesato un pochino forse? Beh, sicuramente quando perdi un trofeo che sembrava già in tasca al tie break 15-12 sicuramente c'è un grande rammarico, però sono le partite secche che possono darti tutto o toglierti tutto, per cui bisogna andare avanti velocemente e pensare ai due obiettivi che rimangono, che sono fantastici e che ci vogliamo godere fino alla fine, insomma. Scusate, devo dire una piccola cosa, perché noi amiamo il nostro pubblico, ne siamo grati, veramente grate per quello che ci danno ogni giorno, però capisco lo scoramento, ma chiedo veramente al pubblico di non fischiare i giocatori quando entrano e escono, perché è veramente una cosa che non fa onore a nessuno. I nostri tifosi sono i migliori d'Italia e stanno dimostrarlo in ogni modo, quindi grazie e alla prossima. Brava Valentina, perché non le manda a dire nessuno, giustamente, insomma, qualche fischio c'è stato ieri sera, per carità, anche da capire, però insomma questa è una squadra che da anni sta dando grandissime soddisfazioni alla provincia di Treviso, a Conegliano, a Treviso, quindi insomma mettiamo via i fischi e accogliamo con calma e con tranquillità quello che succederà da qui alla fine campionato e Champions. Ritorniamo sul campionato perché avremo uno scontro contro Chieri. Ieri abbiamo proposto una giocatrice di Chieri, oggi torniamo indietro anche alla Coppa perché volevamo proporvi l'intervista di una ex Pantera, ovvero Letizia Camera, che ha fatto un po' il giro dei social e non solo. Qui siamo sul servizio della Lega con le immagini della RAI. Sentiamo. Le finali Samsung Galaxy A Coppa Italia sono state un autentico spot per la pallavolo femminile italiana. La Lega Serie A femminile, in collaborazione con Master Group Sport, hanno organizzato una 2 giorni ricca di volley rosa in campo e spettacolo nel pre-partite sugli spalti, grazie a tutti gli addetti ai lavori che hanno collaborato all'evento. Ricchissimo e denso di emozioni infatti il pre-partita. Sabato per le semifinali, interpretazione da brividi del Va Pensiero da parte del coro dell'Arena di Verona, diretto da Vito Lombardi, mentre si sono superati nella finale di domenica, con le trombe egizie al suono della Ida ritmato da tutto la GSM Forum, per arrivare poi all'inno di Mameli, cantato dolcemente da una bambina e segnato dalla nazionale italiana di volley femminile sorde. Musica, effetti speciali, palloni giganti e tanto altro sono poi proseguiti con la presentazione delle formazioni e durante le pause di gioco. Sul campo domenica le finaliste di A1 e di A2 si sono date battaglia fino all'ultimo respiro. A vincere la 22esima edizione della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie 2 è stata la Canovi Coperture Sassuolo, che riesce ad avere la meglio contro la LPM Banca Alpi Marittime Mondovì, che sul più bello spreca il vantaggio accumulato nel quinto set sull'11-6 ed affonda sotto i colpi di Josefino Bossa, eletta MVP della gara. Nella finale di Serie 1 a conquistare la 41esima edizione è la Igor Gorgonzola Novara, che bissa successo dell'anno scorso a Bologna, superando l'Imoco Volley Conegliano per 3-2. Gli azzurri di Massimo Barbolini, sotto 1-2 nel conto dei set, si aggiudicano i due successivi in un crescendo straordinario e conquistando la terza Coppa Italia della propria storia, vendicando il KO in Supercoppa. Ottavo trionfo nella competizione per Massimo Barbolini, quinto per Stefania Sansonna, quarto per la regina Francesca Piccinini. L'MVP del match però è Letizia Camera, subentrata in palleggio a Loren Carrini e vera ispiratrice della rimonta, con tanto di firma alla telecamera, come aveva sempre sognato. Sono felicissima, cosa posso dire? Fiera delle mie compagne che mi hanno aiutato, i tifosi, tutto. Sono senza parole perché sono emozionata, è stato bellissimo.
complimenti a Letizia Camera che ha veramente ribaltato la gara di domenica scorsa in Coppa Italia nella finale. Bene, Benetton Rugby per chiudere, al secondo posto in solitaria dietro l'irraggiungibile Leinster, ora sosta per il 6 Nazioni, noi siamo andati alla Ghirada in queste giornate, domani vi proporremo un'intervista con Lazzaroni, intanto hanno firmato Barbini e Ruzza che firmano con il Benetton fino al 2021. Complimenti anche a loro. Abbiamo concluso ed è tutto per quest'oggi, noi vi diamo appuntamento domani, canale 95, Caffè TV 24 e venetoglobe.com, la nostra web TV per la modalità on demand. Buona serata a tutti, buona giornata.